Telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, buona giornata e benvenuti alla prima edizione dei telegiornali, dei nostri telegiornali. Oggi è il 4 novembre e dedicheremo una ampia parte più avanti del nostro telegiornale alle celebrazioni e alle manifestazioni organizzate nelle varie città del Veneto per questa ricorrenza, ma cominciamo subito con il maltempo, perché oggi è tornato a splendere il sole sul Veneto, ma sembra si tratti di una tregua momentanea. Una nuova perturbazione è attesa per la serata e la nottata, anche se dovrebbe essere di intensità decisamente inferiore rispetto a quella che si è verificata negli ultimi 2 giorni. Nel frattempo è iniziata la conta dei danni in tutto il Veneto, danni che interessano maggiormente le nostre spiagge e purtroppo sono ancora senza esito le ricerche nel bellunese del vigile del fuoco 44enne Walter Locatello, disperso da 2 giorni. Per tutti gli aggiornamenti sulle ricerche ci colleghiamo quindi con PUOS dal Pago, dove c'è al telefono il nostro Fabio Fioravanzi. Buongiorno Fabio. Buongiorno Marta, grazie per la linea. Ovviamente con Stefano Botti siamo qui sul lago di Santa Croce, dove si sono spostate le ricerche, perché è evidente purtroppo che non stiamo più cercando una persona viva e non c'è più nessuna speranza. È inutile illudersi dopo così tanto tempo. Se fosse stato ancora in vita sarebbe tornato a riva, lo avrebbero trovato, quindi purtroppo si cerca almeno di poter recuperare il corpo per dargli una degna sepoltura. Stanno scandagliando il lago di Santa Croce perché il torrente, il canale dove lui purtroppo era scivolato, già ieri lo avevano battuto metro a metro. Quelle che vedete sono immagini che ci hanno fornito tratto proprio i vigili del fuoco, che sono lì con un grande dispiegamento di forze di ogni tipo, di ogni genere. Si sono oggi sollevati i droni per poter vedere tutta quanta la distesa del lago di Santa Croce, che ricordiamo non è un piccolo lago, è il secondo lago più grande del Veneto dopo il lago di Garda. Droni che ieri non potevano sollevarsi a causa del maltempo. Lago sorvolato anche da un elicottero, purtroppo sono ricerche che non hanno dato nessun esito. Ci sono i sommozzatori che scendono in acqua, ci sono le imbarcazioni dei vigili del fuoco. La speranza è quella appunto riposta nei sommozzatori che si immergono e nell'utilizzo dell'ecoscandaglio, che potrebbe riuscire a individuare il corpo del loro sventurato collega. E il pensiero chiaramente va alla moglie, che ricordiamo è nata mamma appena lo scorso agosto, ai genitori del vigile disperso, e ha fatto impressione il senso di solitudine quest'oggi vedere sulla riva del lago di Santa Croce il Gianpaolo Bottacin. Siamo sempre abituati a vederlo attivo, impegnato, circondato da persone, è preso da 1000 urgenze della protezione civile. Oggi è arrivato lì da solo, è andato sul bordo del lago, ha parlato brevemente con i vigili del fuoco, abbiamo scambiato qualche parola, mi ha detto non voglio dare nessuna dichiarazione, sono qui per un amico. E questo è il senso, credo, di, tra l'altro, tutti i vigili del fuoco che conoscessero o meno la persona che stanno cercando in questo momento. Credo che ciascuno stia cercando il proprio amico.
Certo, infatti in tutte le interviste che abbiamo sentito in queste 2 giornate, Walter Locatello era un vigile del fuoco particolarmente, diciamo, apprezzato al comando di Belluno, si era fatto benvolere da tutti, e quindi se l'impegno per le ricerche di una persona dei vigili del fuoco è sempre massimo, in questo caso appunto, come dicevi tu, stanno cercando non solo un uomo, non solo un collega, ma anche appunto un amico, e dalle immagini che stiamo appunto vedendo, che ci sono state inviate proprio dal comando dei vigili del fuoco, capiamo insomma quale sia l'impegno nelle ultime 48 ore dell'intero corpo dei vigili del fuoco, ma anche degli uomini del soccorso alpino nelle ricerche di questo sfortunato papà, perché appunto l'hai appena detto, era diventato papà da appena 2 mesi. Infatti la speranza è, ripeto, che gli possa essere data una degna sepoltura dove i suoi cari possano avere un luogo dove poterlo piangere, perché l'opinione è quella che sia o impigliato sotto un qualche tronco andato a valle con il maltempo di ieri, oppure, cosa ancora più drammatica, che è seppellito dal fango, e che lo renderebbe ancora più difficile da trovare. Per questo appunto una speranza è quella dell'ecoscandaglio. Tra l'altro si sta ragionando su come si muovono le correnti, su come si muove l'acqua, per cercare i punti dove possa essere più probabile trovarlo. Certo che le ricerche non si fermeranno fino a quando non sarà stato restituito alla famiglia. Fabio, allora io ti ringrazio per questo collegamento, naturalmente buon lavoro anche a voi, a te e al collega Stefano Bozzi, che state seguendo appunto questa tragica vicenda che ha appunto come dire, coinvolto l'intera regione, anche nella speranza fino ad ora di ritrovare questo vigile del fuoco che risulta appunto disperso da 2 giorni nel canale, dopo essere caduto nel canale Rui in Alpago, mentre stava aiutando tra l'altro il proprio papà a posizionare dei sacchi per mettere in sicurezza. Una delle cose più brutte è che proprio il papà lo ha visto scivolare in acqua, e probabilmente conoscenti hanno cercato di salvarlo, perché per alcune centinaia di metri è stato visto combattere contro l'acqua, contro la corrente. Hanno cercato di lanciargli una cima, pare che fosse anche riuscito a prenderla, ma poi, perché bagnata, perché scivolosa, non è riuscito a tenerla, non è riuscito a afferrarla, perché in quel momento l'acqua nel canale, ci diceva ieri il comandante dei Vigili del Fuoco, era alta quasi 2 metri, mentre poi già ieri, quando abbiamo visto, avete visto anche voi nei servizi, lo ha visto anche il pubblico a casa, mentre i colleghi scandagliavano metro a metro il fondale del canale, non arrivava nemmeno alle ginocchia, ma la sfera prima era alta 2 metri quando lui è scivolato in acqua. E Stefano e Tiziana, che erano lì sul luogo, mi hanno raccontato che l'impeto dell'acqua a vederla la sera quando lui è scivolato in acqua era davvero faceva davvero paura. Grazie Fabio, buon lavoro, naturalmente richiedeteci la linea qualora ci fossero degli aggiornamenti. E dal bellunese scendiamo nel trevigiano per la conta dei danni e questa nuova allerta prevista per la nottata, appunto per questa nuova perturbazione, anche se appunto lo ripetiamo dovrebbe essere di una intensità sicuramente minore rispetto a quella che si è verificata ieri e l'altro ieri. E andiamo a Meduna di Livenza, dove sorvegliato speciale è appunto il fiume Livenza, con la nostra Edi Caliman, Alberto Pivetta per la parte tecnica. Buongiorno Edi. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Hai detto bene, siamo sulle rive del Livenza insieme alla Presidente della Protezione Civile Tamara Moretto, consigliera comunale con delega all'urbanistica, territorio e sicurezza, perché come hai detto Livenza è stato in questi giorni sorvegliato speciale, una piena molto alta che fa fatica a scendere, ma chiediamo tutto alla Presidente della Protezione Civile.
Grazie mille, buongiorno a tutti. Sì, esatto, proprio così. In questi giorni da venerdì mattina abbiamo aperto lo stato d'allerta. Per il momento siamo tranquilli, stiamo monitorando l'Ivenza ogni ora per 24 ore. Per il momento la misura è costante da un 3-4 ore. Ci si aspetta questa sera una precipitazione, ma siamo comunque in monitoraggio con i vari enti preposti per capire come agire e come si svilupperà poi nel pomeriggio nottata la situazione meteo. È una piena che ha raggiunto l'altezza di quanto? Ha raggiunto l'altezza di 5,25 m al momento, è rimasta costante, quindi insomma siamo propositivi da questo punto di vista, speriamo inizi a calare, è anche ora, faccio la battuta e niente, insomma teniamo monitorata la situazione per il momento e poi insomma ci auguriamo il meglio. È anche ora perché il vostro lavoro è incessante da lunedì, mi raccontavi poco fa. Sì, esatto, da venerdì mattina 24 ore su 24, tutte le ore noi veniamo a monitorare, a prendere la misura dell'acqua, poi comunque il contatto con i vari enti, Genio Civile, provincia, e quindi diciamo che 24 ore su 24 sempre insomma con l'adrenalina si fa sentire dopo qualche giornata bella intensa. Bollettino della Protezione Civile della Regione Veneto che ci dice che questa sera è previsto altro maltempo, zona rossa, quella appunto bagnata dall'Ivenza, Lemene e Tagliamento. Sì, esatto, il bollettino della Regione riferisce così, infatti ci si aspetta una precipitazione nel pomeriggio, tardo pomeriggio, sera. Restiamo in contatto ovviamente con i vari enti che ci daranno ovviamente nel tempo indicazioni più precise, però per il momento noi teniamo aperto lo stato di emergenza, teniamo monitorato, vediamo come si svilupperà la giornata e in base a quello poi decideremo il da farsi. Io do anche una notizia, Marta, se mi permetti, è un bollettino che arriva sempre dalla Regione che fa un po' il punto di quelli che sono stati gli interventi di questi giorni e leggiamo che sono stati ben 1439 i volontari appartenenti a 210 organizzazioni di volontariato che si sono schierati per insomma rendere sicuro il territorio di fronte a questa forte ondata di maltempo che appunto abbiamo seguito passo per passo e ora per ora anche con le nostre edizioni straordinarie dei TG. Marta, se non hai domande da Medura per ora ti restituisco la linea. Volevo chiederti Edi, per quanto riguarda il Piave, perché so che questa mattina tu e Alberto Pivetta che avete fatto insomma una ricognizione in tutte le zone che abbiamo visto appunto nella giornata di ieri e sulle quali abbiamo relazionato al nostro pubblico relativamente al transito della piena del fiume che è passata appunto tra l'1 e le 2 di ieri pomeriggio. So che siete andati a verificare questa mattina com'è la situazione nelle aree golenali in particolare, dove lo ricordiamo a scopo precauzionale, no? Ieri erano state evacuate 10 famiglie. Esatto, con Alberto siamo stati, poi ne daremo conto anche nell'edizione dei TG della sera, il Piave è sotto controllo, la piena sta cominciando lentamente a scendere, è ancora alto il livello del fiume ma non desta preoccupazione, abbiamo parlato con la sindaca di Ponte di Piave Paola Roma che ci ha assicurato che è tutto sotto controllo, il COC rimane aperto ancora per oggi ma anche per questa sera non sono previsti particolari allarmi, come dicevi 10 famiglie evacuate e tutte e 10 sono tornate nelle loro case con pochissimi danni, addirittura si pensava che l'acqua fosse entrata all'interno di un'abitazione, cosa che la sindaca invece ci ha smentito poco fa, proprio che ci ha raggiunti al telefono, ci ha detto per fortuna l'acqua ha risparmiato le case per questa volta. Ecco Edi, avevo un'altra domanda da fare alla tua ospite relativamente agli argini dei fiumi, perché ne abbiamo parlato diffusamente ieri, quello che sottolineavano anche il presidente della regione Luca Zaia e l'assessore Bottaccin è proprio quello degli argini, perché fortunatamente con questa ondata di maltempo i bacini di laminazione, le casse di espansione che sono state realizzate in Veneto assieme agli interventi di sicurezza idraulica del post Vaia hanno funzionato, riuscendo quindi a salvare moltissime zone della nostra regione. Rimane il problema degli argini, perché molti fiumi del Veneto, tra cui anche appunto il Livenza che vediamo alle vostre spalle, sono dei fiumi di alto livello già normalmente, no? Quindi il rischio, il pericolo è proprio quello del cedimento, dai famosi fontanazzi alle rotture proprio degli argini, così come accadde nel 2010 provocando la catastrofe che sappiamo appunto nell'area del Padovano e del Vicentino.
Dallo studio mi chiedono dell'importanza degli argini. Abbiamo visto in questi giorni come sono stati importanti i bacini di laminazione. Abbiamo presente, ieri siamo stati nel Museo dei Sassi, il bacino di laminazione che ha salvato di fatto Castelfranco. Resta la questione argini che si possono rompere, e abbiamo contezza delle piene degli scorsi anni. Infatti mi dicevi prima, l'anno più critico è stato il 2012. Cosa si può fare per intervenire, e se sì come? Certo, assolutamente, il tema argini è un tema molto scottante. Diciamo che noi qui vicino abbiamo il bacino del Pradigai, che è un'opera molto importante, ancora diciamo così solo su carta, che dicono che si dovrà fare ma non si sa ancora quando, e quindi diciamo che come bacino di laminazione potrebbe essere un'opera molto importante anche per salvaguardare Meduna di Livenza e anche comuni limitrofi. Se ne parla da anni e diciamo che da questo punto di vista sarebbe molto importante. Poi nulla togliere anche alla pulizia degli argini da parte non solo dell'ente comunale ma anche dell'ente igiene civile e così via, in modo tale da tutelare insomma in questi casi il corretto scorrimento dell'acqua e evitare danni soprattutto anche alla popolazione. Marta, se non hai domande, da Meduna ti restituisco la linea. Grazie mille a Edi Caliman, a Alberto Pivetta e naturalmente alla tua ospite della Protezione Civile. Buon lavoro ad entrambi. Dal Trevigiano ci spostiamo ora nel Veneziano. Vedo che abbiamo in collegamento Anna Maria Parisi per parlare di diversi temi che riguardano il Veneziano. In particolare cominciamo appunto dal maltempo, perché abbiamo visto che dei 10 milioni di danni stimati approssimativamente per quanto riguarda appunto la nostra regione, una fetta davvero importante, la maggior parte, sono proprio quelli che si sono registrati sulle spiagge, sul litorale che è stato spazzato da una mareggiata di notevoli proporzioni che ha danneggiato le infrastrutture, portando via chilometri di spiaggia da Bibbione fino a Sottomarina. A te Anna, buongiorno. Buongiorno Marta, ammonta a diversi milioni di euro la conta dei danni, che tra l'altro è soltanto una stima riferita, come ben hai accennato tu, ai danni dal maltempo lungo il nostro litorale. Spiagge che, dicevi bene, riguardano la parte non soltanto orientale, quindi da Caorle a Bibbione, passando per Sottomarina, Isola Verde e così da parte dei sindaci la disperazione per queste coste che sono state nuovamente flagellate dal maltempo. Si parla non soltanto dell'erosione delle spiagge, ma anche dei danni subiti per quello che è stato portato dal vento di forte scirocco con queste mareggiate. Si parla di detriti con un grande quantitativo di legname portato, come abbiamo anche visto dalle immagini dei nostri servizi, lungo anche Cavallino, spiaggia che non aveva ancora citato, Jesolo e così anche le altre. Quindi attenzionato speciale anche oggi il tagliamento che comunque ieri aveva raggiunto una piena superiore ai 9 metri, si parlava di 9,30 metri e poi già ieri sera era sceso a 8 metri. Una soglia di attenzione che rimane, persiste anche per questo weekend, e così anche dalle previsioni dell'unità di crisi della Protezione Civile di Marghera si attendono nuove perturbazioni a partire dalle 19 di questa sera e così fino alle prime ore di domani domenica. Maltempo che arriva dalla Francia, quindi permane lo stato di attenzione massima, anche se al momento, Marta, non si parla di allerta rossa. Continuiamo a parlare di ambiente e lo facciamo con tutte queste persone che vedi alle mie spalle. Noi adesso ci troviamo
a Casolaro, una zona di Mestre, in un'area bellissima, un'area verde vincolata, dove però i cittadini riuniti in comitati con il comitato di Casolaro si stanno mobilitando contro che cosa? Dei nuovi tralicci che verrebbero posizionati dove ci troviamo noi. Vediamo alle nostre spalle anche c'è un bellissimo campo verde vincolato ad area agricola e che però nonostante questo vincolo ha visto cadere sulla testa dei cittadini e dei residenti che come vedi sono un nutrito gruppo che ha voluto prendere parte per questo collegamento, vi è capitato sulla testa. Insomma, intanto nome e cognome. Allora, io sono Luca Pollazzon, sono portavoce del comitato dei cittadini di Casolaro. Diciamo che siamo qua perché ci è capitata sulla testa, diciamo proprio così, in una zona verde vincolata a bosco, che di fatto è fatta tutta da case che sono qua da qualche secolo ormai, tutte quante case a 1 o 2 piani. È prevista la costruzione in quest'area qua che vedete, con questa casa che praticamente va a confinare, sarà circa 10 metri di distanza da dove inizia l'opera, una centrale di trasformazione alta, medio, bassa tensione, che è un'opera impattante che va a distruggere e a snaturare proprio la frazione in sé, perché è una frazione, come ripeto, fatta di piccole case. Qui abbiamo un cartello avete artigianale. Portato un cartello, cosa Sì. sintetizza questo cartello? Ma questo cartello qua praticamente riassume in dettaglio i principali, diciamo, di quello che prevede quest'opera. Il lotto interessato sono 12.800 metri quadri. Continuiamo a parlare di consumo suolo, verranno pavimentati 5.000 metri quadri, ci sarà un fabbricato di 32 metri per 10,56 per 6 metri con dei tralicci a 18 metri e 50 dove verranno trattati 80 milioni di watt. Riteniamo che quest'opera abbiamo tutti sicuramente necessità e bisogno di energia elettrica, però sono opere impattanti che non vanno posizionate a ridosso delle case. Noi chiediamo il supporto delle istituzioni per identificare un'area priva di abitazioni dove venga posizionata quest'opera e non qui a Casolaro, che di fatto è una zona vincolata a bosco, dove è una zona verde, abitualmente, come possiamo vedere dalle biciclette, le persone che passano a piedi, è una zona che in mezzo alla natura vogliamo continuare ad averla così. Ecco, questo è il nostro... Anche perché, ripetiamo Marta, questa è stato molto chiaro, grazie. Questa è una zona vincolata ad area agricola, è una zona che si trova proprio a ridosso del bosco di Mestre, bosco a sua volta tutelato e vincolato a sua volta in tal senso con un vincolo ambientale. Come vedi dalle immagini di Simone Merlo, che chiedo gentilmente se può spostarsi per farci vedere proprio anche, per far vedere anche ai telespettatori a casa quale la bellezza di quest'area poco trafficata, dove ci sono tanti ciclisti, si viene qua per fare una camminata, per rilassarsi anche in bicicletta, quindi è un'area che ha il suo perché e ripetiamo vincolata da un vincolo agricolo, paesaggistico, ambientale, quindi la cosa che ha a che fare anche col maltempo, di cui abbiamo fatto una breve conta dei danni, è che voi proprio nei giorni del maltempo, anzi ieri se non erro, avete visto dei tecnici che effettuavano i carotaggi. Sì, confermo, nella giornata di ieri, nonostante il tempo non fosse il massimo, è stata fatta un'ispezione, presumo propedeutica, sono già state fatte delle opere peraltro che interessano anche il sedime stradale in funzione dell'inizio dei cantieri. Noi speriamo di riuscire a scongiurare e quantomeno, ripeto, chiediamo la possibilità che venga spostata e identificata un'area più idonea, lontana dalle abitazioni, perché non è che vogliamo tirarla via dalle case nostre per farla passare vicino ad altre case. Ci sono delle zone, anche andando verso la zona EV di Dese, industriali, che si prestano perfettamente, dove ci sono i piloni dell'alta tensione che si può andare a intercettare e creare quest'opera sicuramente non vicino alle case, dove non merita di essere, insomma ci stravolge le case a tutti quanti e la vita.
Ecco, la cosa che proprio non è andata giù al fronte del no per questi tralicci, Marta, è che non sono stati assolutamente contattati, neanche sentiti nel corso di un'assemblea pubblica da parte dell'amministrazione comunale. Quindi adesso tu li vedi molto calmi, giustamente, come deve essere, perché si entra a casa della gente con le nostre immagini, però loro sono veramente tanto battaglieri, certamente continueranno con il fronte del no, anche con grandi mobilitazioni. Certo che sì. Se non hai domande ti restituisco la linea da Casolaro Mestre, con il comitato omonimo contro i tralicci che dovrebbero essere posizionati contro questo progetto. È tutto. Grazie ad Anna Maria Parisi per questo collegamento. Dicevamo appunto in apertura dei danni che sono stati subiti dalle spiagge e da tutta l'area del litorale veneto, che è quella appunto maggiormente interessata dal fortunale che si è abbattuto sulla nostra regione negli ultimi due giorni. Abbiamo detto appunto della spiaggia di Bibione, dell'area in particolare di San Michele al Tagliamento, dove peraltro ieri è esondato anche il canale Taglio, mandando sott'acqua una vasta area di campagna tra il terzo e il settimo bacino, ed ancora appunto questa mattina ci sono vasti allagamenti in quella zona. Danni nella spiaggia di Isola Verde di Chioggia, danni a Jesolo, ve ne abbiamo parlato diffusamente nel corso del nostro notiziario di ieri sera, danni anche al Lido di Venezia e nella spiaggia di Pellestrina. Vediamo quindi questo servizio. Il Mose funziona e salva ancora Venezia, ma l'erosione delle spiagge lì da Pellestrina e nel litorale non si ferma. Un'altra giornata di passione con raffiche di vento fortissime a 80 km all'ora al bacino di San Marco e difficoltà anche per motoscafi e vaporetti a garantire il servizio, come documentano le immagini di Marco Contessa. Una giornata spiegata così dal direttore del centro maree del comune di Venezia, Alvise Papa. In mare il livello è rimasto su valori superiori al metro per circa 30 ore consecutive. Il sistema Mose ha impedito che la marea entrasse in laguna, dove però gli intensi venti con raffiche superiori 70-80 km all'ora nel bacino di San Marco hanno creato un gradiente molto interessante con valori di circa 56-60 cm a Chioggia fino a 95 a Venezia e a 102 a Burano nella laguna nord. L'allerta per l'andamento della marea proseguirà anche nelle prossime ore. Da sabato 4 il passaggio di nuovo impulso perturbato innescherà dei venti di scirocco per tutta la notte, portando il livello della marea la domenica mattina su valori prossimi a 135 cm. Dopodiché la pressione dovrebbe cominciare a salire e darci qualche giorno di pausa. C'è poi l'erosione delle spiagge. Il delegato del sindaco alle isole, Alessandro Scarpa Marta, ribadisce l'importanza delle opere complementari e di poter disporre di fondi adeguati. Che cosa sono le opere complementari al Mose? Sono il ripascimento degli arenili, quindi del Lido di Venezia e del Pellestrina, con la sistemazione per quanto riguarda le dighe, i pennelli a mare, Alberoni, Malamocco, San Pietro in Volta, Portosecco, Caroman e la diga Soffolta, che tra l'altro per la diga Soffolta sono già stati stanziati 5 milioni di euro. Mi servono adesso i finanziamenti necessari per poter completare questa opera, appunto, che non è solo Mose, ma anche il ripascimento e la manutenzione di tutti quanti questi arenili. Ecco, tra l'altro è di pochi minuti fa la notizia che è stata diffusa dalla sala operativa del Mose, che ieri sera, in corso appunto di movimentazione delle paratie mobili, è stato recuperato un kayak biposto alla deriva che si trovava appunto alle bocche di porto. È stato recuperato e gli occupanti sono stati messi in salvo. E c'è anche un'altra notizia, un'ultima ora, che ci arriva dal
bellunese. Vedete, ecco le immagini, siamo in comune di Sovramonte lungo la regionale 50 che porta al Passorolle. Qui questa mattina intorno alle 9 circa si è staccata dalla montagna stiamo entrando appunto nella Val Rosna, si è staccata dalla montagna una colata di sassi e detriti che è piombata sulla carreggiata. Fortunatamente non stavano transitando in quel momento sulla strada veicoli né persone, per cui non risultano mezzi coinvolti. La carreggiata è stata chiusa, sul posto naturalmente stanno operando i vigili del fuoco ed i tecnici per verificare appunto e mettere in sicurezza la zona per poter riprendere il transito dei veicoli. Probabilmente dovrebbe alzarsi in volo anche l'elicottero per verificare dall'alto la situazione. Naturalmente vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni su questa frana. Ritorniamo ora nell'area del Piave, perché abbiamo testimoniato appunto nelle nostre dirette relative al maltempo le lunghe ore di apprensione che si sono vissute. Questa mattina, l'avete sentito, gli sfollati hanno potuto fare ritorno nelle proprie abitazioni, ma ieri e per tutta la notte appunto sono state ore di apprensione. Vediamo quindi il servizio, il reportage di Christian Arboit proprio in una di queste abitazioni. Questa notte sì, abbiamo dormito poco, dopo abbiamo visto che è cresciuta un po' velocemente, poi adesso sembrerebbe un po' rallentare il corso, insomma. Per il momento ancora è salva. Per il momento è salva. Guarda la sua casa lambita dalle acque del Piave Stefano Fregonese in piena area golenale a Zenson, dove gli uomini della protezione civile già di primo mattino hanno portato i sacchi speciali anti-allagamento. Abbiamo preparato alcuni sacchi per sicurezza. Per il momento è tutto sotto controllo e speriamo bene. Alla fine fortunatamente di questi sacchi non c'è stato bisogno, ma dopo giorni di allerta diventa quasi inevitabile pensare al recente passato che ha lasciato segni non solo sugli intonaci. Sono andato via a Vaia, quando ho visto, ormai sono 42 anni che abito qua, 41, e Vaia ho preso la macchina e sono andato via. E poi è rientrato dopo un po' di tempo? Dopo 4 mesi. 4 mesi sono rientrato a casa. L'acqua è arrivata dove vedete ancora ci sono i segni di Vaia, ci sono ancora i segni il primo piano sostanzialmente. Esattamente, sì, dove c'è che non c'è più la pittura in casa. Sì, il bianco diciamo della casa non c'è più, l'acqua è arrivata fino a là. Una storia che accomuna tanti residenti delle aree golenali, dove alla fine prevale il senso di appartenenza, anche se è sempre più dura. Vedremo con i seguiti, col seguito andare del tempo come funzionerà, perché non si può sempre andare avanti così. Non si può vivere sempre con la paura. È bellissimo d'estate, è bellissimo è questo mese che è un po' terrificante, ecco, tutto qua. Ed ora ci fermiamo, linea alla regia, qualche istante di pubblicità, subito dopo torniamo in diretta, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Continuiamo a parlare del maltempo perché uno dei fenomeni che ha maggiormente interessato tutta l'area pedemontana è stato quello degli smottamenti, ed è chiaro che visto che si preannuncia per la nottata una nuova perturbazione con ulteriori precipitazioni, seppure lo ripetiamo con intensità minore rispetto a quelle di ieri e dell'altro ieri, i riflettori proprio per il rischio frane sono elevati. Vediamo quindi la situazione nel servizio di Christian Arboit, che appunto ieri con Nicola Marcato ha percorso tutta la pedemontana per vedere la situazione.
Da ieri sera, ieri pomeriggio, quando è comunque stato attivato il COC a livello comunale, io faccio parte della protezione civile degli alpini, dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi io in realtà sono andata in servizio con loro e in comune c'erano il sindaco e il vice sindaco che coordinavano le operazioni. Anna Vettoretti, assessora a Valdobbiadene, di fronte all'emergenza ha indossato la tuta della protezione civile. Il suo è uno dei tanti volti di questo allarme rosso gradualmente rientrato. Sue anche le immagini che vedete fatte con il drone che raccontano della voragine che si è aperta sulla strada tra Combai e Guia, tra Miane e Valdobbiadene. Questo è stato, diciamo, il primo che si è aperto, poi ci sono stati altri interventi sul nostro territorio, su altri comunali comunque tutta la notte, che appunto i volontari intervengono e monitorano il territorio perché il tempo ci ha lasciato poca tregua. In realtà i punti sono circa una cinquantina che stiamo attenzionando da ieri pomeriggio, in particolar modo nella zona montana. La notte è stata di mobilitazione in tutta l'area, si sono vissuti momenti di apprensione per il Soligo, il Lierza, il Raboso, sia a Pieve che a Farra, dove la strada di via San Gallo è stata riaperta solo a metà giornata, un quadro in rapidissima evoluzione. Ci sono frane un po' in pedemontana in varie zone, insomma anche a Tarso ci sono delle frane. C'è il Monticano che sta preoccupando. Insomma, uno stillicidio di interventi anche a Colle Umberto, Revine, Monfumo. Lo stato di allarme rosso idrogeologico c'è ancora, significa che dobbiamo purtroppo anche nelle prossime ore fino a mezzanotte attenzionare e controllare il territorio perché potrebbero verificarsi ulteriori smottamenti. Per il momento insomma il territorio tiene, sono stati fatti degli interventi comunque di sistemazione idrogeologica molto importanti, per cui questi diciamo hanno premiato. Ecco. E di rischio idrogeologico sui territori veneti parliamo ora con il nostro ospite. Ringrazio per essere qui con noi Giorgio Giacchetti, presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei. Grazie. Allora, abbiamo visto da questi reportage, no, che abbiamo realizzato nella giornata di ieri la situazione nella nostra regione, una perturbazione che ha colpito in particolare l'area pedemontana per quanto riguarda appunto le precipitazioni e quindi le conseguenti frane e smottamenti. La nottata di ieri e il passaggio della piena nel primissimo pomeriggio con il fiato sospeso per tutti i comuni rivieraschi del Piave e del Livenza, ma anche dell'Adige nel Veronese, il salvataggio, possiamo dire così, di tante aree della nostra regione grazie ai bacini di laminazione che sono stati utilizzati e la devastazione che si è verificata sulle spiagge. Quindi una situazione, diciamo, che ha coinvolto l'intera regione, che poteva anche andare peggio perché tutto sommato i danni sono stati forse inferiori rispetto a quelli previsti, seppur comunque ingenti. Una situazione che si ripete con una frequenza sempre più ristretta, no? Con degli intervalli sempre più ristretti, e questo è un allarme che voi geologi state lanciando da molto tempo. Sì, in qualche modo sì, stiamo lanciando questo tipo d'allarme, ma più che altro direi in questo modo si è acuita in questi anni la sensibilità, perché la nostra coscienza, parliamo in genere di coscienza collettiva, che è un brutto termine improprio, ma insomma si è acuita la nostra coscienza collettiva rispetto a questo tipo di rischi. Una volta si soffriva, penso al Polesine, quello che fu il Polesine, quello che fu Firenze, per citare le più famose, e adesso che siamo più coscienti del tipo di danno, cerchiamo di affrontare sempre meglio il problema. Sentivo nel vostro servizio prima che i sindaci dicevano sì, abbiamo fatto numerose opere e queste hanno mitigato il problema. Ecco, direi che questo continuo fare opere è quello che mitiga e rende conto della nostra aumentata sensibilità, mitiga da una parte e diciamo appunto fa vedere come la politica
si stia muovendo in questo senso. Certo, i passi sono sempre lenti e difficili, però la direzione è questa. Certo, sicuramente, quindi la realizzazione è sempre più di queste opere che in qualche maniera mettano in sicurezza contro il rischio idrogeologico i nostri territori. Parecchio è stato fatto, molto resta ancora da fare, perché l'intero nostro paese, no? L'Italia è un paese ad altissimo rischio idrogeologico e peraltro questi rischi con i mutamenti climatici si stanno, come dire, innalzando sempre di più, no? L'abbiamo visto in quest'ultimo 2023 nel nostro Veneto. Da un lato abbiamo iniziato l'anno con una siccità senza precedenti che rischiava addirittura di far sì che venissero razionate le forniture di acqua potabile durante l'estate, poi la situazione si è capovolta. Pensiamo ai fenomeni della grandine, no? Che si sono verificati quest'estate con dei chicchi di dimensioni mai viste. Ora queste precipitazioni che assomigliano sempre più a dei monsoni più che a delle piogge autunnali. Allora, mettiamola in questi termini qua. Dal punto di vista geologico noi sappiamo che la storia, parlo degli ultimi 10.000 anni, ma se vuole possiamo andare anche più indietro, degli ultimi, diciamo, da 14.000 anni in qua, ci sono stati dei severi cambiamenti climatici con innalzamenti delle temperature molto quelli che osserviamo oggi. Giusto per darle il tono del problema, in alcuni momenti c'è stata la coltivazione della vite fino a 1400 quota nell'arco alpino, no? E noi sappiamo che, lo si è visto in recenti scavi a Cesena, nella zona di Cesena, che delle ville romane risultano sommerse oggi da 12 metri di sedimenti alluvionali. Quindi cosa vuol dire? Che il territorio è in continua evoluzione e il cambiamento climatico che c'è, perché noi assistiamo a un qualche cosa che è cambiato, no? Da che eravamo giovani ci ricordiamo le grandi nevicate che cominciavano a dicembre e adesso non le vediamo più, quindi qualcosa è cambiato. Però non è un fatto di oggi, sono cambiamenti che ci sono già stati in passato. Diciamo che dobbiamo invece fare un salto di tipo culturale, noi tutti, e renderci conto che il rischio che stiamo affrontando, perché lei ha parlato prima di sicurezza dal punto di vista idrogeologico, ecco, la sicurezza, questo tipo di sicurezza che ci viene in qualche modo proposto sarebbe il desiderata. In realtà c'è sempre un rischio e il rischio è un dato ineliminabile. Che cosa vuol dire ineliminabile? Che noi possiamo attenuare il pericolo che con i bacini, ad esempio con i bacini di laminazione o vivendo io in una zona di montagna, controllando alcune frane. Riusciamo a controllare? Sì, riusciamo a fare molte cose, ma non tutto. E il vero problema è che questo non tutto è il rischio residuo che ci rimane e con questo rischio dobbiamo imparare a convivere. Che cosa vuol dire convivere? Le faccio un esempio. Dirò delle parole che possono suonare anche stonate, ma se uno vive presso un argine, in una zona che è esondabile, bisogna che sia attento e pronto a gestire questa emergenza. Se sai che da un momento all'altro puoi anche spostarti in certe condizioni, devi spostarti perché ci sono condizioni di pericolo, devi avere pronta una valigia col minimo necessario per spostarti. È dura da dire, ma è così. Devi svuotare e lasciare liberi le zone basse, i piani bassi degli edifici pronti per ricevere acqua che purtroppo non si può fermare. Sono degli accorgimenti che di cui bisogna tener conto. In futuro, come stiamo vedendo qui su queste immagini,
Noi sappiamo che dovremo far conto sempre di più con il problema delle colate detritiche. Ci sono state delle frane nelle montagne, nelle Dolomiti, e queste frane determinano accumuli di detrito che al momento non danno problemi, ma in futuro genereranno nuove colate. Ecco, noi dobbiamo riuscire a prevedere queste nuove colate, individuare i posti più critici e in base a queste previsioni dare da una parte l'allarme o modificare l'edificabilità del territorio. Questi sono i punti, i nuovi punti che stiamo vedendo noi come categoria. La regione, i gestori delle strade stanno facendo di tutto e di più, stanno veramente battendosi come dei leoni per poter far fronte a questo tipo di problema, però è un problema che è più grande di noi riusciamo a mitigarlo ma non a risolverlo del tutto. Certo, senz'altro, quindi comunque bisognerà cambiare sia il nostro atteggiamento sia quello delle amministrazioni, diciamo, comunali e di chi ci governa nel determinare laddove è possibile costruire e laddove no. Certo, dobbiamo fare i conti anche con una gestione del territorio che negli anni passati poco ha tenuto in considerazione questi fattori, no? Perché si è costruito un po' dappertutto, sono state realizzate case dove magari 150 anni fa i nostri bisnonni mai e poi mai le avrebbero realizzate, no? Una volta venivano costruite le case, venivano distrutte dall'alluvione e si rifacevano da un'altra parte. Adesso vengono costruite le case tentando di metterle in posti che non sono in pericolo. Accade che purtroppo in previsione il pericolo non c'era, ma di fatto si è riscontrato e bisogna modificare in corsa. Non è che abbiamo in tasca tutte le soluzioni. Voglio dire, ci sono paesi, mi riferisco alle valli nostre, io abito nel Bellunese, alle valli nostre, ci sono dei paesi che sono stati costruiti col centro ritenuto sicuro, eppure negli anni 50 ci sono state valanghe che hanno travolto la chiesa principale del paese, valanghe di neve. Questo per dire, è vero, bisogna pianificare e ripeto, credo che a livello regionale e a livello degli amministratori si faccia tutto il possibile, contemperando tutte le esigenze, però non è che possiamo cambiare la storia da un giorno all'altro e dire qua sgomberiamo tutto il paese. È molto problematico. Si tenta di fare questo lavoro un po' alla volta. Le assicuro che non è per niente facile. Le faccio un esempio di quanto difficile sia. Se c'è da sgomberare, vedendo quello che accade sul Piave, se c'è da pulire un bosco che è cresciuto nell'alveo del Piave, certo è un dato di fatto molto importante fare questa pulizia, però chi tenta di fare questa pulizia si scontra poi con i beni ambientali che pongono una serie di obiezioni che non finiscono più, per cui uno alla fine rinuncia perché sono cose che si vedono. Ci sono degli ordini gerarchici nella catena di comando che non vedono il pericolo ma pongono altre esigenze come primo punto rispetto al tipo di problema. Giusto per farle un altro esempio, i Serai di Sottoguda, che sono una valle caratteristica bellissima delle Dolomiti ai piedi della Marmolada, devastati dalla tempesta Vaia, di cui sono diventati un po' il simbolo poi, no? Alla fine. Esatto, sono un dato esemplificativo di questo, perché bisogna rimetterli a posto. Perché rimetterli a posto? Ma perché rappresentano una bellezza che merita di essere visitata, rappresentano un bene economico per la valle, sono strategici, e però bisogna che il turista che va dentro sia sicuro.
E allora bisogna costruire opere che sono compatibili con la sicurezza, ma anche compatibili con l'ambiente. Non sempre queste due compatibilità, ambiente e sicurezza, si possono sposare. Delle volte siamo costretti a fare dei lavori che, ahimè, cocciano con l'occhio, ma o vogliamo la sicurezza o vogliamo l'ambiente. Purtroppo noi viviamo in un territorio antropizzato nel quale dobbiamo inserirci a pieno titolo, perché siamo noi che viviamo qui sul territorio e con questo dobbiamo fare i conti con tutti i rischi che sono correlati. Mitigheremo un po' alla volta questa sensibilità diversa che stiamo acquisendo un po' alla volta, non è maturata, non è che ce l'abbiamo avuta sempre, è una sensibilità che abbiamo maturato negli anni. Giusto per farle un esempio, per capire cosa vuol dire sensibilità di questi temi qua, una volta nei cantieri, sto parlando anni 1960, e mi riferisco alla diga del Vaillant, nel Gantt, nel diagramma di sviluppo dei lavori del cantiere erano previsti 6 morti, se non ricordo male, previsti 6 morti, cose che oggi non sono più ammesse, giustamente, ma una volta la sensibilità era diversa e noi stiamo facendo questa evoluzione qui. Il Veneto in questo senso ha fatto una grandissima, direi, evoluzione ed è sia a livello locale, di amministrazioni locali, sia a livello regionale, vedo sulla gestione delle strade, hanno fatto un salto enorme e credo che sia un esempio in Europa, se non mondiale, di una buona gestione. Certo ci sono sempre delle difficoltà perché cominciamo dal tombino che c'è davanti a casa, che bisogna pulirlo dalle foglie. Nessuno di noi lo fa e si aspetta sempre che il comune lo faccia, ma il comune non può rispondere a tutti questi problemi, no? Sono cose che si risolvono un po' alla volta. Certo, quindi è una sensibilità anche collettiva che sta cambiando e che giustamente dovrà coinvolgere tutti noi. Io la ringrazio davvero per essere stato con noi, grazie a Giorgio Giacchetti, presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto, una professione quindi che proprio alla luce di quanto stiamo dicendo sta diventando di sempre più importante e stretta attualità. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie a lei. Grazie. Allora noi prima di andare in pubblicità vediamo ancora un servizio, parlavamo proprio poco fa del ruolo dei bacini di laminazione e andiamo a vedere che cosa è successo a Riese Pio X, dove è stato aperto per la seconda volta nel giro di una settimana il bacino di laminazione che ha di fatto salvato Castelfranco e i comuni dell'Alta Padovana dagli allagamenti. E se tutta l'acqua che vediamo qua fosse scesa ieri sera con quell'altezza del Muson che è arrivato a 3,100 m, a 3,10 m, sarebbe andato sicuramente da qualche parte e ci avrebbe creato qualche bel grosso problema. È stato fondamentale per Castelfranco Veneto e per i comuni lungo l'asta del Muson, mi viene in mente Loreggia per esempio, l'attivazione della cassa di Riese Pio X. Tira un sospiro di sollievo Castelfranco, come i comuni dell'Alta Padovana, da Loreggia al Campo San Pierese, ma anche Castello di Godego, dove fortunatamente senza causare danni in via Pagnana è esondato il Brenton, affluente del Muson. Attivata per la prima volta in occasione del maltempo della scorsa settimana, la cassa di espansione di Riese ha salvato questi territori. Noi eravamo arrivati ad un livello di 3,10 m, ieri sera attorno alle ore 20, e hanno cominciato a laminare un po' prima e via via il livello è sceso fino a 2,50 m, 2,60 m. Bacini di laminazione, modelli previsionali e interventi di sicurezza idraulica stanno dimostrando di funzionare. Il sistema funziona nel Veneto, funziona e c'è sempre da stare accorti perché l'eccezionalità può succedere, però la prudenza che bisogna mettere in pista quando ci sono queste attivazioni, questi stati di allerta, aiuta a far sì che i danni siano molto limitati.
E non solo il maltempo di questi giorni, oggi Zenson di Piave ricorda l'anniversario della drammatica alluvione del 4 novembre del 66. Le immagini dell'epoca le state vedendo in queste fotografie che ci sono state inviate da Gualtiero Bisiol, che su quell'evento ha raccolto insieme a Carlo Darioli in un libro testimonianze e fotografie. Raccontano attraverso la voce di chi l'ha vissuta la devastazione portata dall'esondazione del Piave, che ruppe gli argini proprio a Zenson 57 anni fa, seminando morte e danni ingentissimi qui come a Noventa e San Donà di Piave, tanto che a visitare le zone devastate venne anche l'allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, che incontrò le comunità colpite dalle inondazioni. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Fino ad ora abbiamo visto la situazione di danni che sono stati causati in Veneto dall'ultima violenta perturbazione che ha interessato la nostra regione. Parliamo ora di famiglie, imprese e del ruolo delle assicurazioni nella gestione degli eventi catastrofali, un tema sempre più di attualità alla luce naturalmente anche di quanto sta accadendo a causa della crisi climatica. Sentiamo quindi l'intervista che è stata realizzata da Nicola Zanetti ad Alessandro Molinari, amministratore delegato e direttore generale di Itas Mutuo. Siamo con Alessandro Molinari, amministratore delegato e direttore generale di Itas Mutuo. È un piacere averla con noi. Buongiorno. Buongiorno, è un piacere mio, grazie per l'invito. Allora, Itas Mutua è il capogruppo di Itas Assicurazioni, che è una realtà storica delle assicurazioni italiane, datata 1821, nata a Trento, è così? Certo, certo. Quindi una realtà storica che ci può raccontare tante cose, tanti dettagli su un tema in particolare dal quale partiamo, e che è evidentemente agganciato con la realtà di questi giorni, di questi mesi, vorremmo dire anche di questi anni. È stata un'altra settimana di passione sul fronte degli eventi catastrofici del maltempo. Abbiamo visto l'allerta in Veneto, abbiamo visto il disastro in Toscana, ma basta tornare indietro di qualche mese per l'Emilia Romagna, Vaia ormai 5 anni fa. Insomma, l'ennesimo allarme maltempo, l'ennesima situazione di maltempo in Italia, in Veneto. Allora, dal vostro osservatorio importante, dalla vostra esperienza, il 2023 che anno è stato dal punto di vista assicurativo sugli eventi catastrofali? Ma lei l'ha già accennato, è stato un anno che possiamo definire orribile purtroppo dal punto di vista sia della quantità di danni causati dagli eventi naturali, sia dal punto di vista della intensità numerica di questi eventi. Peraltro purtroppo si conferma un trend che negli ultimi 10 anni è in crescita non costante purtroppo ma esponenziale. Ecco, lei ha citato l'alluvione dell'Emilia Romagna, questo è stato il primo grande sinistro del 2023. Vi do anche qualche numero, ha causato circa 600 milioni di euro di danni, solamente danni diretti, poi ci sono ovviamente anche i danni indiretti da interruzione di attività produttive, di commercio, eccetera, eccetera. Ci sono stati purtroppo anche perdite di vite umane, quindi questo ha aggravato ulteriormente questo aspetto legato all'alluvione. Ma non tutti sanno che poi l'evento più disastroso è stato il cumulo dei sinistri da eventi naturali che si è verificato nel mese di luglio. Ecco, questo evento circa dal 20 luglio in avanti, per circa una settimana, ha causato danni per 2,5 miliardi nell'intero arco alpino. Il danno più rilevante di sempre è patito dall'Italia in tema di eventi naturali. Quindi purtroppo l'avversità atmosferica è un tema centrale che ha aperto
o meglio consolidato il dibattito dal punto di vista della copertura contro le calamità naturali. L'ha già un po' accennato lei, ma insomma, quindi i danni di questo 2023 che il sistema assicurativo ha dovuto affrontare, quali sono? Quindi in totale, volendo dare proprio un totale completo? Allora, in totale andremo sicuramente a livello italiano sui 4 miliardi di euro, quindi una cifra monstra da questo punto di vista, che evidentemente ha impegnato le compagnie assicurative e tutta la filiera dell'industria assicurativa a livello mondiale, perché ovviamente poi anche le compagnie hanno a loro volta delle coperture, si chiamano tecnicamente trattati riassicurativi, che scaricano il rischio e lo spalmano a livello mondiale. ITAS, se vuole dircelo, quanto ha dovuto affrontare? Ma noi rispetto alla media degli ultimi 10 anni, quest'anno abbiamo un picco di sinistralità nell'ordine dei 200 milioni di euro, quindi una cifra molto importante che comunque grazie alla solidità patrimoniale del gruppo ITAS è assolutamente in grado di coprire, anzi stiamo già pagando con tempestività i sinistri ai nostri assicurati. Allora, stiamo parlando di fenomeni che ormai li chiamiamo straordinari, ma straordinari più non sono, perché ogni anno, verrebbe da dire quasi ogni mese, c'è una situazione. In questo momento di contesto, di fenomeni che sono di fatto costanti, qual è allora l'importanza delle assicurazioni? Come si deve muovere il sistema assicurativo? Come si deve muovere anche il cittadino? Perché diventa sempre più fondamentale assicurarsi. Sì, teniamo conto che l'Italia a livello nazionale è tra gli ultimi paesi in Europa come spesa pro capite rispetto al PIL prodotto, quindi c'è molto da fare, come dice lei. E per rimediare a questo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sviluppare una cultura assicurativa a livello di famiglie e anche a livello di aziende. E per sviluppare questa cultura sicuramente bisogna partire dalle basi. Non possiamo non essere coperti sul bene principale che in Italia è la casa, e solamente il 5-6% a livello italiano c'è una copertura inerente alle abitazioni per quanto riguarda i rischi climatici, quindi c'è molta strada da fare. Le compagnie assicurative sono in grado di fornire a prezzi adeguati coperture contro il rischio alluvione, contro il rischio terremoto, e da qui dobbiamo assolutamente partire. Il 5% soltanto, mi conferma questo dato che immagino che rispetto ad altri paesi europei sia completamente diverso? Assolutamente. Ci sono dei raffronti? Sì, assolutamente sì. Diciamo che questo dato è una media a livello nazionale, ci sono le regioni del nord dove l'incidenza della spesa assicurativa è più elevata in media, ma nel resto del paese la situazione è assolutamente a livello di allarme, direi, come cultura assicurativa. Un cambiamento, almeno dal punto di vista delle aziende, potrebbe esserci con la finanziaria. La finanziaria ha introdotto, poi bisognerà capire quanto verrà confermata questa norma, ha introdotto un obbligo assicurativo, e così, peraltro con pena multe salate se non viene adottato, per tutte le aziende contro eventi catastrofali. Quante volte abbiamo visto i capannoni, le aziende distrutte, divelte, scoperchiate dalle trombe d'aria e dalle alluvioni. In molti la potrebbero vedere o già la vedono come l'ennesima tassa da pagare. È il caso di far capire invece che invece è un passaggio importante, proprio sì, per quello che dicevamo prima? Sì, non è assolutamente una tassa a mio avviso, tant'è che le imprese dovrebbero gestire appunto le proprie attività, i propri bilanci annuali, se non si assicurano accantonando delle cifre per far fronte a dei rischi improvvisi che potrebbero capitare non solo in ambito climatico. Per, come dire, trovare questa soluzione e formare questo capitale c'è anche un'altra soluzione, che è quella appunto assicurativa. Pago un premio e sono coperto contro determinati rischi che potrebbero mettere a repentaglio addirittura la continuità imprenditoriale. Quindi il tema assicurativo
e questa previsione che il governo sta introducendo a mio avviso è corretta, va nella giusta direzione. Teniamo conto che la tassazione non è abnorme, cioè se tutte le imprese italiane si assicurassero contro il rischio calamità, la spesa sarebbe assolutamente contenuta e è una strada che a mio avviso è percorribile. Ne parlavamo prima di cambio di cultura. Come dire, il pensiero sempre corrente è che siano soldi che io butto, quando in realtà tornano indietro e soprattutto il danno poi è maggiore. Questo è il concetto che deve cambiare, sì. Il meccanismo che deve cambiare. Sì. Sicuramente sì, allora diciamo che la spesa assicurativa è assolutamente un onere visto dal punto di vista istantaneo, però il rischio implica che prima o poi media un sinistro nell'arco degli anni possa capitare. Evidentemente tutti speriamo che non capiti né l'assicuratore né l'imprenditore. Però se capita ovviamente si torna a quello che si diceva prima e una copertura assicurativa è opportuna. Non vi può essere sviluppo del mondo imprenditoriale senza sistema finanziario, senza sistema bancario e neppure senza sistema assicurativo. L'assicurazione trova fondamento in radici molto antiche della storia, si va indietro fino agli antichi egizi che si coprivano contro il rischio di infortuni, quindi è una tematica che va sviluppata, dicevo all'inizio, culturalmente, ma io credo che ci possiamo arrivare. Le manovre introdotte dal governo, penso anche all'obbligo assicurativo per le piste da sci, per gli sciatori, introdotta all'inizio del 2022, ha portato dei risultati molto positivi. Anche questa poteva essere percepita come una tassa, in realtà è stato visto come un turismo in sicurezza. Senta, veniamo a ITAS, gruppo ITAS 1821, nasce a Trento, ITAS Mutua. Qual è il ruolo sul territorio di ITAS? Ma allora lei l'ha appena citato, ITAS è una mutua assicuratrice, quindi si differenzia dalle altre compagnie perché chi si assicura con ITAS ne diventa anche socio, quindi diventa il principale stakeholder, il principale portatore di interesse. Noi gli utili che produciamo annualmente non li distribuiamo ad azionisti che non abbiamo, li distribuiamo invece ai nostri soci assicurati sotto forma di servizi di vicinanza appunto al socio assicurato. Noi ad esempio in Veneto abbiamo circa 90 agenzie, siamo molto radicati sul territorio perché puntiamo a dare un servizio di assoluta qualità. I nostri agenti, i nostri collaboratori sono presenti oltretutto a livello nazionale con dei servizi che Altro Consumo recentemente ci ha definito di eccellenza. La nostra polizza casa la top è definita a livello di primo cluster come livello di servizio. Quindi il significato profondo è quel termine, mutua? Assolutamente sì, è un concetto, peraltro l'assicurazione si sviluppa nell'antichità sotto forma di mutua, io distribuisco un rischio su una pluralità di soggetti, quindi lo mutualizzo, chi è sfortunato può avere il risarcimento prendendo appunto la provvista dalla collettività. È il meccanismo classico che anche le società per azioni hanno. Le faccio l'ultima domanda, quel 5% secondo lei in quanto tempo potrebbe aumentare? Cioè questo cambio culturale lo vede prossimo, ci vorrà ancora del tempo? Ci vorrà un partenariato fra pubblico e privato. La manovra sulla obbligatorietà in ambito dell'impresa può essere un primo passo da fare, se vogliamo, con gradualità. Io credo che qualcosina anche sulle famiglie, magari con un aiuto anche da parte del governo, con una sorta ad esempio di detrazione del premio assicurativo, potrebbe essere un primo grimaldello per dar modo alle famiglie, anche magari chi è più in difficoltà, di avere un ristorno poi da un punto di vista tributario dell'onere assicurativo almeno parziale. Perché poi spesso è anche questo, no? Persone che magari sono in crisi, si parla di salario
salario che è sempre più risicato e quindi uno fa fatica, magari vorrebbe ma non ce la fa. Sì, però dobbiamo trovare la strada corretta, è vero, noi dobbiamo tener conto, ci sono delle famiglie in difficoltà, però se ci fosse un sinistro la difficoltà si amplificherebbe ancora di più, questo diventerebbe è il concetto, no? Un circolo negativo e metterebbe in difficoltà molti. L'abbiamo vissuto, noi lo vediamo quando arrivano le calamità naturali, quindi bisogna trovare la giusta soluzione, ma io sono convinto che la troveremo. Lei è ottimista. Davvero, grazie per essere stato con noi, Alessandro Molinari, amministratore delegato e direttore generale di Itas Mutuo. Ci ha fatto uno spaccato davvero interessante del mondo delle assicurazioni legato proprio a situazioni che stanno accadendo e purtroppo credo accadranno ancora, quindi questo cambio culturale che è necessario. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Eccoci, allora torniamo in diretta per parlare del 4 novembre. Oggi si celebra la festa dell'Unità d'Italia, delle Forze Armate, ma anche la fine della Prima Guerra Mondiale. Con Valentina Visentin vi portiamo dunque in un luogo che è il simbolo del 4 novembre e della sua storia e si trova appunto a Padova. Il 4 novembre è festa dell'Unità Nazionale, festa delle Forze Armate. A Padova si celebra in un luogo simbolo, in un luogo che ha fatto la storia, Villa Giusti, detta dell'armistizio, perché qui il 3 novembre del 1918 venne sancito l'armistizio tra Italia e Impero Austro-Ungarico che mise fine alla Prima Guerra Mondiale. E in questa stanza alle mie spalle vedete la penna con cui venne sottoscritto l'accordo di pace. E qui con me c'è Giovanni Lanfranchi, che è uno dei proprietari di Villa Giusti, che ricorda ogni anno questa giornata così importante per il nostro paese. Siamo in un posto in cui si parla di pace, in questo periodo in cui insomma la guerra, il conflitto la fa da padrone nella cronaca quotidiana internazionale. Qui invece è stata sancita la pace. Sì, su questo tavolo nel tardo pomeriggio del 3 novembre 1918 fu firmato l'armistizio dal generale Pietro Badoglio, presidente della Commissione italiana, e dal generale Weber von Webenau, presidente della Commissione austriaca. La stanza è rimasta esattamente come era al momento della firma dell'armistizio. Manca solo una famosa stufa che era stata portata dai comandi italiani e è stato conservato la tovaglia originale che copriva il tavolo, che è ancora macchiata di inchiostro, vino e tè, e la penna con cui è stato firmato l'armistizio. È stata una giornata dura quella di allora, ma ha chiuso un periodo di guerra in cui milioni di persone sono morte, moltissimi militari ma anche tantissimi civili. Speriamo che questo sia un simbolo per tutti in questo periodo difficile. Grazie. Allora Giovanni Lanfranchi, la vedete intanto alle mie spalle la penna e il tavolo in cui venne sancito l'armistizio e che oggi insomma ha dato il via qui a Padova alle celebrazioni per il 4 novembre. Allora ringraziamo Valentina Visentin con Cristian Roque Allende per la parte tecnica, per questo contributo. Ritorniamo in studio con il nostro prossimo ospite. Ringrazio per essere qui con noi Franco Marcuzzo, segretario generale della FNP, della CISL di Treviso e Belluno. Grazie dunque per essere con noi. Grazie a voi e buongiorno. I temi diciamo sono parecchi, no, da affrontare in questo momento comunque molto, molto difficile per i pensionati, ma anche per i lavoratori, per le famiglie alle prese con l'inflazione, con il caro bollette, con delle spese che crescono sempre di più. Ed è proprio di questi giorni la notizia di un'ulteriore stangata in arrivo per quanto riguarda in particolare il gas, no? In seguito a questo ulteriore conflitto drammatico che si sta sviluppando in Medio Oriente. Diciamo che il periodo non è dei migliori, un po' per tutti, diciamo, ma in particolare per i pensionati, quelli che hanno entrate un po' più basse,
pensiamo ai pensionati al minimo con 500, 600, 700 euro al mese, quanto sia duro affrontare situazioni di questo tipo. Ma credo che il problema riguardi un po' tutti. È di questi giorni l'aumento del gas, la motivazione sembra essere la guerra in Israele adesso, e quindi però vediamo che insomma anche in altri tempi in cui non c'erano tensioni di questo tipo, quando ci sono motivi per alzarlo ci si arriva subito, per abbassare c'è sempre qualche problema. Diciamo che questo però è una cosa che si aggiunge un po' a tutto il resto, insomma, quindi, questo capita in una situazione in cui l'inflazione è alta, c'è una difficoltà a rincorrere questi aumenti, siamo di fronte a una legge finanziaria che deve fare i conti con una situazione difficile, per cui siamo chiamati a ragionare su come fare a tutelare un po' tutti, tenendo presenti anche le categorie più deboli, quelle più necessarie. E qua ci sono 2 o 3 temi che stanno venendo avanti in maniera preponderante. Uno è l'aspetto sanitario e l'altro è l'aspetto pensionistico. Sull'aspetto pensionistico è dura, nel senso che c'è il rischio di una guerra fra poveri, nel senso che tutte le organizzazioni sindacali a vario titolo hanno sollevato problemi o proposte rispetto alla situazione delle pensioni, e la risposta che riceviamo è che si può modificare a somma invariata, e quindi vuol dire tagli per tutti. E quindi da un lato c'è adesso la preoccupazione dei dipendenti pubblici che, se passa i provvedimenti su cui stanno ragionando, è un abbattimento del futuro delle pensioni da 3 a 7 mila euro l'anno. Vuol dire per coloro che andranno in pensione, per coloro che andranno in pensione per il prossimo futuro. E dall'altro c'è il tema di chi oggi è già in pensione, su cui da anni non vengono rivalutate totalmente. È dal 2010 che stiamo pagando il prezzo della non rivalutazione. Non rivalutare le pensioni vuol dire tagliarle, cioè rivalutare le pensioni vuol dire che se io per comprare un cellulare spendo 100 euro, l'anno dopo l'aumento del costo della vita è del 10%, l'anno dopo devo avere 110 euro per comprare lo stesso cellulare. Se non becco 110 io vado in deficit. Oggi la rivalutazione delle pensioni non sono mai adeguate rispetto a qual è il costo della vita. Nell'ultimo anno, peraltro, a causa dell'inflazione, no? È salito notevolmente. Noi abbiamo l'inflazione che è cresciuta notevolmente e abbiamo un sistema di rivalutazione un po' particolare. Allora, nella rivalutazione è previsto che c'è la rivalutazione piena fino al massimo di 2.000 euro lordi e va a calare per quelli che hanno i valori più alti. Uno dice, ma se prendono di più è giusto che facciano una solidarietà. Beh, allora bisogna anche capire se è giusto che paghino i contributi cioè la pensione è calcolata in base ai contributi che uno paga. Se è giusto che chi prende di più faccia solidarietà con gli altri, non è di giusto. Tutti, però chi l'ha presa con retributivo, diciamo. Esatto, infatti. Ed è questa un po' anche la guerra tra i poveri, esatto. Ci sarà anche la guerra tra, perdonatemi il termine, gli anziani e i giovani, esatto, perché poi alla fine si rischia di creare questo conflitto generazionale anche, no? Proprio sulla ed è serio pensione. Come rischio, nel senso che oggi abbiamo difficoltà a tutelare chi non ha alternative, quindi queste sono le entrate, e abbiamo i giovani che sicuramente in prospettiva hanno pensioni debolissime, fragili, con un lavoro precario, poca contribuzione, con retributivo puro, e quindi l'idea di pensare a una pensione, comunque un diritto a una pensione minima anche per i giovani, per chi ha una vita precaria, bisogna cominciare a pensarci adesso, perché altrimenti quando arriva il momento è tardi. Cioè ci sono argomenti per cui rimettere insieme e rivedere il patto generazionale oggi è obbligatorio per non trovarci serie difficoltà dopo. Quindi oggi abbiamo problemi per gli attuali, ma bisogna anche pensare perché quelli prossimi, pensiamo ai pubblici dipendenti che dicevo prima, o ai giovani che andranno col retributivo pieno e quindi con una pensione mediamente del 30% più bassa di quella che hanno oggi. Credo che sul discorso delle pensioni vada affrontato. Tra l'altro con delle retribuzioni anche più basse, perché con tutti i vari interventi, purtroppo no, soprattutto per i giovani c'è anche il problema della precarietà e quindi ovviamente anche di una discontinuità contributiva che va a penalizzare i giovani, va a penalizzare le donne. Abbiamo una somma di fattori. Uno, il retributivo, quindi è più basso. L'altro è la precarietà del lavoro.
l'altro è le donne, quindi questo è storico, quindi che molto spesso sono quelle che pagano il prezzo maggiore rispetto alla condizione e al welfare state delle famiglie, quindi che molto spesso lasciano il lavoro prima, sono pagate mediamente un 20% in meno, 20-30% in meno che i maschi, quindi c'è tutta una serie di tematiche. Poi alla fine sono mamme, sono nonne, sono badanti, sono tutto, quindi ripagate malamente alla fine. Noi abbiamo un sistema però pensionistico dove non siamo mai riusciti a suddividere quelli che sono i costi assistenziali rispetto ai costi previdenziali. Perché in Europa, se ragioniamo solo sul previdenziale, siamo uno degli stati che costano meno le pensioni. Le pensioni invece, il costo pensionistico è elevato perché non si separa l'assistenza e non la separano l'assistenza perché altrimenti aumenterebbe il debito pubblico e aumenterebbe notevolmente. E quindi con i soldi dell'INPS si fa molta politica sociale, dove invece la previdenza dovrebbe essere pago tot contributi o diritto a tot pensione. Pensiamo a buona parte degli aumenti dati sulle minime, che è giusto darli, perché la solidarietà tra chi sta male va fatta, ma la solidarietà la fanno tutti, non la fa solo alcuni per alcuni, la fanno tutti per chi sta peggio. Ecco, quindi in questo senso chiaramente si pone un problema davvero notevole. Lei poi accennava alla questione sanitaria, perché c'è anche quest'altro aspetto, lo facciamo velocemente perché poi dobbiamo chiudere in un minuto, e ne abbiamo sentito molto parlare in queste settimane, sappiamo le grandi difficoltà nelle quali sia il nostro sistema sanitario e che cosa anche si potrebbe verificare proprio per questi tagli ai dipendenti pubblici. Intanto bisogna capire un po' tutta sta vicenda dei medici. Cioè, se io vado nel settore pubblico per fare una visita, sono io in esperienza in questo periodo, quindi che lasciamo stare gli aspetti personali, ma una cosa è che oggi si dà la colpa al sistema sanitario perché mancano i medici e non si va in cerca di responsabilità a chi non li ha formati. Però se vado nel privato i medici li trovo. Quindi è un problema che mancano i medici o è un problema di tipo contrattuale? Sicuramente mancano anche i medici, però è anche il problema di come sono trattati e di come vanno e di come sono organizzati. Quindi sono retribuiti poco, con orari di sabato e domenica, comandati e trattati, erano santi nel periodo del Covid e sono diventati delinquenti il giorno dopo. Cioè, mi pare che ci sia un po' troppa... È una categoria che va presa maggiormente in considerazione sia per la qualità che per l'attenzione. Il personale sanitario, no? Dall'altro c'è il problema di chi usa la sanità oggi. Oggi abbiamo persone che non si curano perché non hanno le risorse per poterlo fare. Pensiamo agli anziani con le pensioni basse. Cioè, oggi rinunciano. Mentre prima, dove c'era un po' di stabilità dal punto di vista economico, la gente che si doveva curare in qualche maniera ci pensava e pagava anche a rate. Oggi con l'instabilità e l'insicurezza che c'è, chi sta male non si cura. E la percentuale è in crescita ed è grave. Quindi abbiamo un problema da un lato di struttura, come fare a ricreare fiducia su chi opera nella sanità, dall'altro anche ripensare a come si aiutano le persone che stanno male. Certo. Perché oggi questi sono i due estremi. Certo, e sono davvero dei temi molto importanti. Io ringrazio davvero Franco Marcuzzo per essere stato con noi, segretario generale della CISL Pensionati di Belluno Treviso. E io ringrazio voi per l'opportunità per parlare di queste cose. Grazie. Termina qui questa prima edizione dei nostri telegiornali. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci, buon pomeriggio. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Prosegue il via vai di perturbazioni sull'Italia, con fasi di maltempo che ci accompagneranno anche nel corso del weekend. Vediamo il dettaglio di sabato 4 novembre. Sul Veneto brevissima tregua al mattino con condizioni asciutte e cielo poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio tenderà nuovamente a peggiorare con piogge via via più diffuse e localmente anche intense. Le temperature saranno in lieve calo, minime sui 2-8 gradi, massime invece comprese tra 10 e 15 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui inizialmente ampio soleggiamento, poi dalle ore pomeridiane precipitazioni anche moderate, in aumento nella notte tra sabato e domenica con possibili fenomeni intensi. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra 6 e 11 gradi, le massime si attesteranno invece tra i 15 e i 17 gradi all'incirca.
Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato al mattino. A seguire avremo rovesci un po' ovunque. Limite delle nevicate fra 1000 e 1300 metri di quota. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sugli 11 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.